Cari telespettatori, buona serata, grazie di seguirci e grazie anche ai nostri ospiti qui in studio. Trasmissione quest'oggi, anche questa settimana, un po' diversa dal consueto, vogliamo andare un po' controcorrente. E allora io voglio partire da uno spunto che mi è venuto leggendo un quotidiano, il Corriere della Sera, ed era un articolo di Beppe Servegnini che mi ha fatto un attimo riflettere. E da lì sono nate diverse considerazioni e anche l'impronta che vogliamo dare alla trasmissione di questa sera, adesso la capirete subito. Beppe Servegnini scrive: l'Italia che non sogna più, siamo al 134° posto su 142 paesi. L'ottimismo delle nazioni non è legato ai numeri ma alle prospettive, alle percezioni, alle aspettative. Per esempio, gli americani sono convinti di poter condizionare il proprio futuro e così moltissimi paesi interpellati, moltissime persone che abitano in altri paesi sono convinti di poter andare soltanto in meglio, non in peggio, e comunque di poter condizionare, essere artefici del proprio destino. Da un'indagine che è stata condotta emerge invece che purtroppo in Italia la maggior parte delle persone non è più convinta di poter essere artefice del proprio destino, non è più convinta di poter dare ai propri figli un futuro migliore e nemmeno di poterlo garantire a se stessi. Molti imprenditori vedono nero, le uniche prospettive di crescita le vedono nel proprio futuro, all'estero, fuori dai confini e non nel nostro paese. Lumi di speranza erano venuti e c'era stato un segnale positivo di una specie di entusiasmo, chiamiamolo così, con l'arrivo del governo Renzi, però in molta parte si sono spenti o si stanno andando spegnendo perché troppi proclami, questo tra virgolette, e pochi fatti, poca sostanza. Gli imprenditori, molti, vivono di fatti concreti, cose pratiche. E allora noi parliamo delle cose pratiche e parliamo in positivo, in modo propositivo e vincente. C'è chi ce la fa, ci sono imprese che ce la fanno, che riescono, e la strategia di un successo possibile forse è quella dell'innovazione per poter crescere, per dare opportunità. E ci sono istituzioni regionali come la Regione del Veneto che credono in questo fortemente e danno possibilità alle imprese con degli investimenti. Allora c'è un progetto interessantissimo che mi ha incuriosito, che si chiama Innovarea, che vede partecipe l'Università Ca' Foscari di Venezia per quel che riguarda ricerca e sviluppo delle imprese del territorio e naturalmente il contributo della Regione Veneto. Ed ecco i protagonisti odierni. Allora, incominciamo dall'assessore Isi Coppola, grazie di essere qui con noi, assessore regionale all'economia, sviluppo, ricerca e innovazione, da poco anche infrastrutture, viabilità e commercio e tantissime altre deleghe. A noi per adesso interessa economia e sviluppo, sì, e anche ricerca un pochettino. E innovazione soprattutto. Esatto, grazie di essere qui. Dottoressa Francesca Bortolotto, che è la presidente dell'Hotel Bauer di Venezia, grazie anche a lei. Quindi un'area molto importante e strategica perché parliamo di turismo, quindi come strategie di successo in ambito turistico di alta gamma, chiamiamolo così, alta gamma. Abbiamo poi il professore associato di innovazione strategica di Ca' Foscari di Venezia, Carlo Bagnoli, che è un po' il capofila di tutto questo progetto. Buonasera. Grazie anche a lei di supportarci e vedremo di capire in che modo innovazione, ricerca, università si legano col mondo delle aziende, perché c'è anche questo piccolo problemino di intersezione. Dall'altra parte abbiamo invece Dario Loison, nota azienda del settore dolciario, presidente della Dolciaria Loison di Costa Bissara in provincia di Vicenza. Buonasera. Si avvicina il periodo caldo per voi, quindi... Assolutamente. Grazie anche a lei. Tiziano Busin, presidente Zermac di Rovigo, Medical Device, un'azienda globale, diciamo così. Sì, grazie buonasera. Anche a lei, che comunque sta andando bene. Molto bene. Addirittura dei numeri da porre, fa parte anche lei è anche amministratore delegato di Venetwork, un network di aziende, 50 aziende venete, nate sotto l'egida del vicepresidente di Confindustria, quindi sì, esatto. Anche qui prospettive interessanti, parliamo di start-up. E poi abbiamo Giorgio Burlini, libero professionista, che però, se non sbaglio, ha dato vita a una start-up all'estero. Sì, sì. E quindi parleremo di aziende che nascono, hanno una vita all'estero, quindi prospettive diverse a confronto. Anche lei comunque giovane imprenditore in erba, in certo qual modo, con una precedente esperienza in vari ambiti, grazie anche a lei. E allora vediamo subito di incominciare. Io vorrei partire da lei, assessore, e poi dare la parola anche al professore. Come siamo messi nella Regione Veneto, al di là dei dati di Unioncamere che ci dicono un leggero segno positivo per quel che riguarda l'area della crescita, dello sviluppo, dell'innovazione, delle imprese? Che cosa vi risulta? Noi in questi anni abbiamo in un qualche modo cercato di continuare a sostenere le imprese con un binario di fatto di
da una parte di sostegno appunto a tutte le difficoltà portate dalla crisi, prima fra tutti la difficoltà di accesso al credito, con quindi delle misure straordinarie, flessibili, modificabili a seconda delle necessità delle imprese e anche della crisi che si modificava nel tempo. Dall'altra parte abbiamo messo in campo tutta una serie di nuove leggi, di fatto rivedendo le precedenti, sia quella sulle aggregazioni ai distretti, sia quella sul commercio, tutto il nuovo piano della ricerca, eccetera. Ma accanto a questo abbiamo proprio con Ca' Foscari, col professor Bagnoli, voluto in un qualche modo dare alle tante imprese che comunque stanno crescendo, perché è indubbio che una parte delle nostre imprese, una percentuale assolutamente buona, è quella che noi non possiamo assolutamente permetterci né di perdere, prima di tutto magari guardando all'estero o comunque facendo delle scelte diverse. Non possiamo né permetterci di perderle, ma tantomeno io credo che se lo possa permettere il sistema paese, perché è del tutto evidente che noi qui in Veneto abbiamo una parte di economia del nostro paese che è fortemente legata al manifatturiero, fortemente legata al Made in Italy, fortemente legata a quello che è creatività, che è innovazione, che è stato sempre nel DNA delle nostre imprese. Quindi davanti a un mondo che indubbiamente ha delle difficoltà enormi dovute al sistema del credito, dovute a una tassazione spaventosamente pesante che al di là dei proclami, come diceva appunto Servegnini, in realtà non è minimamente modificata, e anzi con la nuova legge di stabilità vedremo che vi saranno ulteriori tasse pesantissime per tutto il Paese. Davanti a tutto questo io credo che le istituzioni abbiano comunque il dovere, ed è questo quello che abbiamo voluto fare con Innovarea, di porsi e di in qualche modo di saper anche gettare il cuore oltre l'ostacolo e dire c'è comunque una visione di politica industriale, perché la politica ha comunque il dovere, oltre alla quotidianità, anche di poter guardare oltre e dare un orizzonte, una politica industriale che parta da una ricerca, quindi da una ricerca scientifica, universitaria, di analisi dei dati, e poi indubbiamente il professor Bagnoli entrerà anche nella descrizione del progetto, ma cercando di valorizzare e anche di ringraziare, passatemi il termine, quegli imprenditori, e qui davanti ne ho sicuramente un esempio importante, quegli imprenditori che hanno con tutti i mezzi dimostrato assolutamente di riuscire comunque a mantenere, anzi a crescere addirittura in un momento di grande difficoltà. Quindi dando anche quel messaggio di speranza che prima si diceva, si pensa quasi che in questo paese non si possa più restare, quel messaggio che è anche doveroso nei confronti dei nostri figli, nei confronti delle nuove generazioni, che per la prima volta siamo davanti ad un momento in cui non solo noi come genitori non siamo in grado di garantire ai nostri figli quello che i nostri genitori invece hanno garantito a noi, quindi sicuramente un futuro migliore a noi hanno garantito e noi questo non siamo in grado di farlo, ma quello che è ancora più difficile da comprendere è che mai come in questo momento noi abbiamo nuove generazioni che sono assolutamente più competenti di noi. Noi abbiamo degli straordinari giovani con un talento veramente incredibile, lo vediamo in tantissime opportunità e in tantissime anche realizzazioni. Prima si accennava a start-up, ma non voglio utilizzare un nome che forse è comunque una terminologia che forse è abusata, ma comunque ragazzi straordinari che abbiamo assolutamente il dovere di valorizzare e di mantenere qui ben saldati ad un impianto anche economico e di impresa che ha la necessità, perché oltre al ricambio generazionale nelle nostre imprese c'è l'assoluta necessità di quel cambio anche di cultura di impresa che si può fare secondo me solo con i giovani, solo inserendo in azienda quella creatività, quella freschezza, quell'innovazione che sicuramente giovani talenti possono portare, possono farlo magari valorizzando tutta quell'esperienza, tutto quel trascorso di impresa consolidata che abbiamo nella nostra regione, che indubbiamente è un valore straordinariamente importante. È fondamentale. Quindi, al di là dello zoccolo duro che per carità sta facendo fatica, c'è comunque una parte di impresa solida, assolutamente
che non solo non ha difficoltà, come poi sentiremo, ma addirittura cresce e fa da esempio per il Paese e credo anche non solo per l'Italia, ma per l'Europa e per tutto Ecco, noi parlavamo la scorsa il settimana, mondo. anche la settimana prima, con componenti della terza commissione, il Consiglio regionale, di consiglieri, che ci hanno detto che stanno cercando di portare a termine anche in modo abbastanza unitario dei progetti per aiutare le imprese che vogliono restarci sul territorio, quindi non delocalizzare, perché adesso abbiamo diverse visite da paesi esteri che stanno allungando la mano per dire venite da noi, tassazione agevolata, eccetera. E non è una vera e propria internazionalizzazione, si tratta di delocalizzazioni queste, che Ma guardi, il voglia. fenomeno di delocalizzazione secondo me è anche superato per come era stato in qualche modo concepito qualche decennio fa. È vero che c'è qualche sirena che viene e che sicuramente li avranno proposti anche a loro, incontri specializzati con finanziarie, con gruppi bancari, Gruppi con, bancari importanti anche. sì, che in un qualche modo sventolano straordinarie prospettive di sviluppo con tasse assolutamente quasi inesistenti rispetto a noi, con agevolazioni quindi non solo fiscali ma anche di finanziamento molto forti. Noi abbiamo fatto più incontri anche di approfondimento, anche proprio con quegli stessi imprenditori che in un qualche modo erano stati anche un po' lusingati rispetto e magari erano anche andati giustamente a vedere quali fossero le prospettive in altri paesi. E devo dire, molto spesso poi si fanno i conti comunque con una realtà territoriale, una situazione sociale, culturale, anche con una manodopera che non è sicuramente quella quella del nostro territorio. Infatti questo era il nodo cruciale su cui anche voglio puntare l'attenzione, anche delle persone, le aziende sono fatte Il di persone. valore assolutamente del capitale umano che è impareggiabile. E qua arriviamo anche al discorso dell'università. Questo progetto valorizza le aziende che ce la fanno, le aiuta, però anche punta molto sulle persone, sulla cosiddetta manodopera in senso lato estesa, con le capacità, eccetera. In che termini? Come? Che cosa credete fortemente? Beh, innanzitutto questo è un progetto che vuole appunto supportare lo sviluppo di una politica industriale che forse nel paese in generale è un po' latitata in questi ultimi anni. Per fare una politica di sviluppo industriale noi siamo partiti così da una prima assunzione che era importante capire come stanno funzionando le imprese che stanno funzionando. Quindi invece di, tra virgolette, andare più utilizzando teorie o ideologie, abbiamo cercato di partire da un'analisi in qualche modo concreta, tentare di verificare. E attenzione, non solo le imprese che sopravvivono, come dice il vostro titolo, ma in realtà le imprese che abbiamo definito antifragili, cioè che di fronte a questa crisi sono riuscite a migliorare. Quindi un'impresa fragile è un'impresa che nel momento in cui è arrivata la crisi è crollata, un'impresa robusta è un'impresa che di fronte alla crisi resiste, ce ne sono molte in Veneto e in Italia, ma noi ci siamo concentrati proprio su quelle imprese che di fronte a una discontinuità qual è stata la crisi sono riuscite a migliorare. È interessante perché noi a livello proprio così, nell'immaginario internazionale l'Italia dovrebbe essere un paese antifragile, no? Si diceva la Grecia è un paese fragile, si sapeva che di fronte a una crisi sarebbe crollata, della Germania si diceva è un paese robusto e comunque avrebbe assorbito l'impatto, l'Italia in realtà avrebbe dovuto recuperare degli svantaggi che aveva in un contesto precedente alla crisi, invece questo non è stato. Non è stato a livello di paese, però a livello di singole imprese noi abbiamo trovato, identificato e stiamo studiando una serie di imprese che ce l'hanno fatto, quindi queste imprese antifragili. Però voi avete individuato 400 aziende, se non sbaglio. Sì, 400 sono proprio il massimo del massimo. Esatto, però avete scoperto che tra queste aziende antifragili, teorico, una percentuale bassissima è quella che poi veramente, qua abbiamo rappresentanti, è quella che ce l'ha fatta, che è addirittura cresciuta, che ha dato segni. No, queste no. Allora, noi abbiamo analizzato, dicevo, esiste un numero di imprese che stanno resistendo alla crisi, quindi che stanno andando bene, ma che andavano bene prima della crisi e stanno andando bene anche adesso con redditività importanti. Noi ci siamo proprio concentrati su quelle che hanno migliorato, cioè quindi hanno fatto un ulteriore salto. Come dire, metaforicamente oppure utilizzando in qualche modo appunto una metafora, è il concetto dell'idra, no? Come idea, ti taglio la testa e ne crescono tre. Quindi quello che di fronte a un
momento di discontinuità forte in realtà sono riusciti a migliorare, perché di queste imprese ci interessa capire come hanno sviluppato questa capacità di reazione non solo per resistere ma per migliorare. Ne abbiamo identificate circa 800 in qualche modo su un campione di 5.000 imprese. Ne abbiamo selezionate in particolare 400 che sono quelle che hanno veramente avuto tassi di crescita, oserei dire, impressionanti, quindi veramente... Cioè a livello Regione Veneto questa? A livello di Regione Veneto, È molto certo. cioè, sono numeri consolanti. Sì, ti ripeto, ce ne sono un numero molto più alto di imprese che comunque andavano bene prima e vanno bene adesso. Sì. Queste sono quelle che in qualche modo sono riuscite a migliorare di molto fatturato, la redditività, sono riuscite in qualche modo a performare meglio. E di queste io sottolineo queste cose, non voglio interrompere, però sono importanti. Siccome lei ci lavora in mezzo, voi le state trattando, voi ci vivete, siete su queste aziende, le date per scontate. E siccome noi parliamo invece ogni giorno e riceviamo mail continue di chi non ce la fa, certo, perché abbiamo sempre problemi di cassa integrazione, di sindacati, di aziende che stanno morendo, eccetera. Queste cose che lei dice sono importantissime perché danno quella prospettiva in avanti che invece sta venendo a mancare, capisci? Per quello la fermo, certo, la interrompo e sottolineo quello che lei dice. Questo non, come posso dire, fatto salvo tutti i paesi, tutti i problemi strutturali che il paese ha. Quindi io faccio sempre questo paragone. Questi imprenditori è come se stessero facendo una partita di tennis con un avversario tedesco, non uso il paragone a caso, e stessero giocando con la racchetta di legno e con la sinistra, e però tutto sommato stanno arrivando al tie break. Bravissimi. Se gli riuscissimo e a volte anche con uno zaino di pietre sulle spalle. Se riuscissimo a dargli la racchetta in carbonio e gli potessimo permettere di giocare con la destra, io non credo che molti dei nostri imprenditori, chiaramente non tutti, perché il mercato sta pulendo, c'è anche da dire che esisteva, noi avevamo 400.000 partite IVA, abbiamo 400.000 partite IVA in Veneto, però non sono imprenditori, i veri imprenditori, le vere imprese sono un numero molto inferiore. Queste vere imprese riescono a competere e potremmo solo immaginarsi qualora non avessimo il fardello del sistema paese. Ciò non toglie che la nostra prospettiva all'interno di questo progetto non è quello di denunciare ancora una volta tutti i problemi che abbiamo, perché insomma sono noti, certo, sono sul tavolo, si spera che saranno risolti. Noi però stiamo cercando in qualche modo di evidenziare come esista comunque la possibilità di riuscire a performare, perché viviamo, almeno noi crediamo, comunque in un paese che ha delle potenzialità pazzesche, che se giustamente si ipotizza di fare un'impresa diversa rispetto a quella che possono fare i tedeschi piuttosto che gli americani o i cinesi, comunque noi crediamo che alcune chance possano essere giocate. Dopo sentiremo parlare l'amico Dario Loison e ci spiegherà come si riesce a vincere con la racchetta di legno. Infatti, esatto. Allora, intanto vediamo un po' con la racchetta di legno nel settore turistico di alta gamma, vabbè, parliamo del Bauer e già comprendiamo di cosa stiamo trattando. Venezia, vabbè, anche qui siamo ad altissimo livello. Ciò non toglie che ci sono dei mai e dei però, quindi qual è stata la vostra strategia di successo? E in presentazione, poi questo lo chiederò anche a voi, l'azienda, presenti un attimo l'azienda così i nostri telespettatori riescono ad entrare nella vostra realtà per chi non la conoscesse. Vabbè, l'azienda comincia molto presto, comincia nell'860 con il signor Bauer che arriva a Venezia durante il periodo austriaco che conosciamo su Venezia e compra il primo albergo, il Bauer. Poi man mano il lavoro prosegue per arrivare poi a mio nonno che nel 30 armatore arriva da Genova a Venezia e anche lui stesso compra questo Bauer che di nuovo era sul mercato, un po' utilizzando questo luogo più un'ambasciata forse che un albergo, perché poi era un'estensione di fare business fuori da casa e fuori dall'ufficio. Io arrivo molto tardi perché arrivo alla fine degli anni 90 e un po' diciamo supportata da un decennio di vita americana dove l'impossibile o perlomeno la realizzazione delle cose belle non ha limiti. Quindi l'esordio un po' iniziale, no? In America esatto, tutto, certo. Quindi con grande entusiasmo perché dove c'è valore ci può essere crescita e su questa scia ho deciso di riportare dopo 20 anni comunque dalla morte di mio nonno questo oggetto che comunque tutti conoscevano ed era un po' una pietra miliare per la location e per la storia, riportarla alla nuova generazione, quindi a un mondo nuovo, quindi innovazione, già parliamo di 13 anni fa.
Ovviamente poi ci sono state Torri Gemelle, poi è arrivata la crisi del 2007, quindi come dicono quando si guida in decollo è il momento più pericoloso. In quel momento mi sono allargato, ho fatto delle altre acquisizioni, ho riveduto, ho cercato di rivedere l'ospitalità su Venezia un po' più trasversale, cioè parlando di cultura, di arte, cosa che sto facendo tutt'oggi. Abbiamo iniziato un'attività proprio culturale che fa e parla di cultura, facciamo installazioni, invitiamo artisti, abbiamo adesso iniziato quest'inverno una residence per artisti da tutto il mondo che vengono a stare al Bauer con un progetto e di creare o un'opera d'arte o un progetto che nasce a Venezia, probabilmente non resterà a Venezia. Quindi quello che voglio dire è che l'ospitalità, il mondo del turismo, avrebbe una parentesi lunghissima e forse in questa serata non è il momento, però pensiamo che noi abbiamo un prodotto virtuale, quindi chiunque fa un oggetto, per quanto meraviglioso, lo può vedere, se non altro in fotografia, e non è una stanza d'albergo che può essere in paragone, e comunque lo può toccare, magari se è venduto in qualsiasi altro posto del mondo lo può vedere. L'esperienza che non è l'albergo, non è dormire, è l'esperienza legata anche al territorio che si porta dietro. Quindi puoi avere un contenitore stupendo, ma se poi tutto l'assetto attorno non coincide, perché quando esci tutto quello che ti imbatti non coincide con l'aspettativa, tu in un qualche modo ne paghi la conseguenza. E ancora di più per noi il prodotto è le risorse umane, cioè l'uomo, cioè tutte le persone che incontri all'interno di un albergo sono quelle che danno il valore aggiunto all'albergo. E che devono essere fortemente motivate. E questo è lo sforzo maggiore, quello che noi, o perlomeno io adesso sto cercando di fare, di poter rivoluzionare, è un po' perché mi piace cambiare le cose completamente, il concetto un po' statico in cui le cose si fanno così e quando uno entra gli dici buongiorno, dov'è la sua valigia, perché non rivedere dei concetti più innovativi, più di sorpresa, e dove il mondo d'oggi forse è abituato, non potendo usare tutta la tecnologia, perché non sempre si può accedere a questa tecnologia, ma in molti modi superare la crisi attraverso delle maniere innovative. Non so, le dico una stupidaggine. Mi sono detta perché non avere un check-out come negli aeroporti elettronico, dove uno va col passaporto, anziché stare in coda quando, siccome i check-in e check-out di solito a Venezia purtroppo sono fatti sempre la domenica mattina, ci sono anche 80 persone che vanno fuori allo stesso momento, e per quanto sia non puoi avere 80 persone. E le persone giovani sono così abituate a non aspettare qualcuno, a andare col passaporto, io personalmente lo farei, ecco. Per dire, questa è proprio una stupidaggine, per dire che ci sono tante cose che noi possiamo mettere all'interno delle nostre aziende, cioè ottimizzare il lavoro dove non riusciamo ad aggiungere personale o aggiungere risorse, e mettere il lavoro di ognuno, ottimizzarlo. Questo è fondamentalmente. Motivi le persone, hai un risultato migliore e in un qualche modo crei una catena che viene percepita come chi siamo e che cosa vogliamo parlare del nostro paese. Ecco, ho fatto un esempio anche interessante. Allora, io invito i telespettatori a riflettere su queste cose perché sono effettivamente molto molto stimolanti. Andiamo in pubblicità, rapidissimi, poi torniamo insieme.